Esce di strada con la moto e si schianta contro un muretto, è morto così un 17enne di Meulo nel veneziano, ancora a pochi metri sarebbe arrivato a casa, lo strazio dei familiari sul luogo dell'incidente. Gli ho detto che lo lasciavo e lui ha sterzato a sinistra, confessione shock della 21enne al fianco del fidanzato nell'auto che si è scontrata a Povegliano con quella di una 62enne uccidendola, l'inchiesta della procura. Bufera sul colosso dell'asporto rifiuti della Bassa Padovana a Sesa, un'inchiesta giornalistica di Fanpage mostra che il compost gettato nei campi sarebbe contaminato. Mose stamani parola alla difesa nel processo d'appello, rinvio per la sentenza, la Corte si è riservata di decidere il prossimo 12 luglio. Tram di Padova deragliato la guizza, ferito l'autista, polemica tra il vice sindaco e le opposizioni che chiedono le dimissioni immediate del presidente di Bus Italia. 40 fuori carichi di dinamite per far saltare la frana di Schiucaz nel Bellunese. L'operazione prevista per venerdì libererà le 15 case dal mostro di 6.000 metri cubi. Speciale ring in diretta da Tolmezzo venerdì e sabato sera e poi l'intera sfilata domenica a partire dalle 9.30. La mobilitazione di Antena 3 per seguire il raduno triveneto delle penne nere. Sport, basket, gara 1 della finale scudetto, primo punto per una Super Reyer che batte Sassari 72-70. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto e cominciamo, come avete sentito, dal dramma nella città di Meulo con l'incidente gravissimo questa mattina costato la vita a un 17enne del posto. Un'altra giovane vita troncata improvvisamente lungo la strada, quella di un ragazzo di appena 17 anni, Manuel Paulon, residente a Meulo, che questa mattina poco prima delle 11 stava percorrendo via Roma in sella alla sua moto. In corrispondenza di questa semicurva, per ragioni ancora da chiarire, il giovane deve aver perso il controllo del mezzo, andando dritto e picchiando violentemente contro il muretto in cemento di questo passo carraio. Impatto che gli è stato fatale e i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Ancora pochi metri ed il giovane sarebbe arrivato a casa. È andato giù e ha battuto nella moretta, come dicono i vigili. Non sappiamo. A 50 metri era a casa. Straziante la scena per i parenti che sono accorsi immediatamente sul luogo dell'incidente. Il nonno descrive Manuel come un bravo ragazzo, con l'energia della sua giovane età e con la passione per il nuoto. Un bravo ragazzo perché aveva fare il nuoto, quella nuoto, se non sembra. Non si sa, non si successo. Non si sa cosa sia successo, ripete in lacrime il nonno. Troppo difficile credere che sia potuto succedere veramente. Bravo ragazzo, però non si sa stato provocato da guardare il culo. Non è impossibile da solo la strada, perché non andava mai forte. Non andava mai forte, dice il nonno, e tocca adesso a polizia locale e carabinieri, che hanno compiuto rilievi sul posto assieme ai vigili del fuoco, stabilire cosa sia esattamente successo, se la velocità, una distrazione o invece un ostacolo improvviso o magari un altro veicolo abbiano causato una fine così irrimediabile. Vedremo. Poi una ricostruzione che nelle ultime ore ha dei contorni inquietanti perché l'incidente è costato la vita a una 62enne venerdì a Povegliano. Secondo la ragazza di 21 anni che era a bordo con il suo fidanzato sarebbe dovuto a un'improvvisa sterzata del ragazzo, andando poi a scontrarsi frontalmente con la donna di 62 anni, come dicevamo. Il tutto perché la giovane avrebbe detto a lui che lo voleva lasciare. Verso mezzanotte ho sentito uno scoppio tremendo, sembrava che saltasse per aria una casa. Sono corsa fuori e c'erano due macchine, una sul mio fosso, una dall'altra parte della strada, che fumavano. Un boato nella notte ed un'altra vittima della strada, la 62enne Giuseppina Lobrutto, spirata nell'auto nella quale si trovava con il marito, centrata in pieno da un'altra vettura con a bordo due giovani fidanzati, lui 22 anni, lei 21. Una tragedia
tragedia della strada, come purtroppo se ne verificano tante. Ora, sullo schianto di venerdì notte in via Capitello a Sant'Andrà di Povegliano, cala un terribile sospetto, quello che l'improvvisa sbandata dell'auto dei fidanzati non sia stata accidentale ma volontaria, con l'intento di andare a schiantarsi. A sollevare il dubbio sarebbero le prime dichiarazioni fornite ai sanitari dalla ragazza, una sterzata improvvisa perché i due stavano litigando e lei lo voleva lasciare, un dubbio inquietante che ora le indagini dovranno chiarire. Il capo della Procura di Treviso, Michele Dalla Costa. Ovviamente noi stiamo valutando le dichiarazioni che sono state rese dalla persona ferita in ambito ospedaliero e adesso cercheremo di capire se effettivamente corrispondono alla realtà delle cose e soprattutto se trovano degli elementi di riscontro senza delle quali non riteniamo di poter agire. Ecco. Nuovi accertamenti, riscontri, l'indagine è appena iniziata. Da verificare se le dichiarazioni rese ai sanitari dalla 21enne subito dopo il terribile schianto siano frutto dello shock o ci sia dell'altro, cosa che renderebbe ancor più drammatico l'accaduto. Nello schianto la 62enne Giuseppina Lobrutto è morta sul colpo, rientrava a casa con il marito dopo una cena con gli amici. Il coniuge, 68 anni, insegnante in pensione, è rimasto ferito ed è ancora ricoverato all'ospedale di Treviso. La bufera sul colosso del trasporto rifiuti padovano Sesa, un'inchiesta giornalistica di Fanpage svelerebbe come il compost gettato nei campi sia contaminato da plastiche e metalli. Il responsabile della comunicazione dell'azienda Ghedin, coinvolto anche nel racconto di questa inchiesta, si è dimesso da portavoce del sottosegretario all'ambiente. Un'inchiesta giornalistica di un sito online sul compost prodotto dal trattamento del rifiuto umido getta ombre su Sesa, colosso padovano dell'asporto rifiuti. Secondo quanto riportato dal video pubblicato sul sito, nel derivato del trattamento del rifiuto umido e utilizzato come fertilizzante nei campi sarebbero presenti tracce di plastiche, idrocarburi e metalli come zinco e rame. I giornalisti della testata Fanpage avrebbero fatto analizzare un campione del compost uscito dall'impianto Sesa ad un laboratorio milanese, dopo che i residenti della Bassa Padovana lamentavano forti odori prodotti dai biogas che venivano sversati nei campi e segnalavano mais bruciato. Tra le persone tirate in ballo da Fanpage c'è anche Fabrizio Ghedin, responsabile comunicazione dell'azienda. Le analisi sui terreni, sul compost, sono una cosa estremamente seria perché hanno a che fare con il trattamento dei terreni e quindi in definitiva con la salute delle persone. Allora, proprio perché è una cosa seria, questa attività va svolta da chi è accreditato e chi è capace di farlo. Quindi noi siamo sottoposti, come nessun'altra azienda credo del Veneto, a controlli continui da parte degli enti preposti. Le accuse della testata non si fermano qui. Sesa infatti da parte del socio privato avrebbe offerto un'ingente somma pari a 300.000 euro per 3 anni per una campagna pubblicitaria sul sito giornalistico al fine di controllare il risultato finale dell'inchiesta. Non siamo stati noi a proporre, ma la prima idea di questa collaborazione è venuta da Fanpage. Naturalmente io questo non sono in grado di dimostrarlo perché contrariamente alle persone che abbiamo incontrato, io non giro con la telecamera nascosta e non giro con un registratore in tasca. Sesa è una società a maggioranza pubblica, il 51% infatti del comune di Este. Il socio privato che ne detiene il restante 49% è Angelo Mandato, che aveva rilevato la quota dalla precedente società finita nei guai per infiltrazioni mafiose. Il terzo e ultimo filone dell'inchiesta giornalistica riguarda proprio il socio privato, i finanziamenti da parte di una società alla Lega di Salvini. Sotto accusa anche l'incarico di Fabrizio Ghedin come portavoce della sottosegretaria all'ambiente Vanni Agava. Quando è arrivata questa notizia ho preferito immediatamente rimettere il mandato nelle mani del sottosegretario per un semplice motivo, perché io credo che i collaboratori debbano essere di aiuto alle persone che gli concedono fiducia. Ora il dramma di Monte Caldella, emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Marianna Sandora, uccisa l'ex compagno davanti ai garage del loro appartamento. La donna sarebbe anche stata picchiata in modo selvaggio. Si sarebbe accanito su di lei con una furia selvaggia. Sono inquietanti dettagli che continuano a emergere sulla tragedia accaduta sabato pomeriggio in questo tranquillo condominio di Monte Caldella.
Luigi Segnini, camionista 38enne, era tornato qui per prendere le sue cose. Ad attenderlo l'ex compagna Marianna Sandonà, 43 anni, con lei un collega di lavoro, il padovano Paolo Zorzi. In pochi istanti Segnini si sarebbe scatenato come una furia. Prima avrebbe accoltellato il padovano, poi a più riprese colpito la donna, forse ancora prima di raggiungerla, con i fendenti mortali. 10, 15 le coltellate inferte. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza quali siano state le ferite più gravi subite dalla giovane donna. Ancora ricoverato in ospedale sia Luigi Segnini, in rianimazione a Padova, dove riceverà la convalida del fermo per l'omicidio della sua ex compagna, sia Paolo Zorzi. In tanti ricordano Marianna, l'ennesima vittima di un amore malato che arriva a uccidere. Le prime avvisaglie sono sempre le eruzioni violente, il controllo, che è un elemento fondamentale in questi casi, e la dipendenza eccessiva. Se questo va avanti diventa il possesso di questo genere di uomini, e questo va assolutamente nel patologico. Sulla polemica politica innescata dall'opposizione dopo l'incidente del tram a Padova, adesso arriva anche la risposta dell'amministrazione con il vice sindaco Lorenzoni. Sul deragliamento del tram alla Guizza scoppia la polemica, l'opposizione attacca, l'amministrazione risponde che la prima preoccupazione è la sicurezza. Non appena sarà ricostruita la dinamica e stabilita la causa dell'incidente, il vice sindaco e assessore alla mobilità è pronto a prendere tutti i provvedimenti necessari. È vero che le statistiche ci mostrano che è un mezzo sicuro, che gli incidenti sono rari rispetto ai chilometri percorsi, ma non è accettabile pensare di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini che viaggiano. Un incidente che però da solo non basta a modificare i progetti per le prossime 2 linee del tram. Non li cambia in questo momento se non ci richiede un'ulteriore attenzione sulla valutazione degli aspetti di sicurezza, ma ritengo che gli interlocutori sul piano tecnico con cui stiamo trattando siano di primo livello. Quanto al referendum chiesto dall'opposizione, si farà un dibattito pubblico. Lorenzoni risponde anche alla richiesta di riferire in commissione consigliare sulla sicurezza del tram e sulle dimissioni del presidente di Bus Italia. Massima disponibilità a riferire sulla sicurezza, e questo lo faremo senz'altro non appena avremo gli elementi per poter illustrare ciò che è accaduto. Quanto alle dimissioni del presidente di Bus Italia mi sembra una richiesta esagerata. Risposta polemica invece ai commenti dell'opposizione sull'incidente. C'è chi veramente ha ripreso l'episodio per attaccare l'amministrazione e addirittura sembrava compiaciuto del fatto che ci fosse stato l'incidente. Questo non lo possiamo accettare. Infine il capitolo bus elettrici chiesti dalla minoranza al posto dei prossimi tram. Non esistono in questo momento omologati in Italia e in Europa dei mezzi che abbiano una portata sufficiente per dare una risposta efficace al fabbisogno di mobilità della città di Padova. Qualora venissero omologati mezzi privi di rotaia e il nostro finanziamento, soprattutto sulla SIR 2, potesse essere veicolato su mezzi di quel tipo lì, io sono il primo ad essere felice. Mose, processo d'appello, oggi la parola alla difesa, la sentenza sarà il 12 luglio. Poteva essere il giorno della sentenza nel processo Mose presso la seconda sezione della Corte d'Appello di Venezia, ma si è riservata di decidere il prossimo 12 luglio. Un grande apprezzamento per la Corte d'Appello perché ha saputo tenere in tempi assolutamente stretti la decisione, prima soprattutto di una finale prescrizione, la decisione sul processo. Siamo speranzosi ovviamente in una conferma dell'impostazione d'accusa che ha già affermato il Tribunale. In aula è stata la giornata delle ringhe difensive. L'avvocato Fragasso, difensore dell'ex presidente del Magistrato alle Acque di Venezia, Maria Giovanna Piva, accusata di corruzione, uscita con una dichiarazione di prescrizione dal processo di primo grado. Gli avvocati Vassallo e Pomanti per l'imprenditore romano Erasmo 5, condannato a 4 anni di reclusione per corruzione e al risarcimento di 9 milioni e mezzo di euro in relazione ai lavori di disinquinamento di Porto Marghera affidati alla sua impresa senza alcuna gara. Infine l'avvocato dell'anno per l'imprenditore veneziano Nicola Falconi, la cui condanna per corruzione in primo grado, 2 anni e 2 mesi, è finita in prescrizione lo scorso aprile. Mi sono soffermato su 2 aspetti, il primo relativo alla incongruenza del fatto che il Consorzio Venezia Nuova nelle persone dei commissari
si costituisca parte civile in questo processo e contemporaneamente sostenga di non essere legittimato ad essere citato come responsabile dei reati commessi dagli amministratori precedenti, perché i commissari sarebbero i commissari della concessione e non del concessionario. Le arringhe dei difensori dell'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni per finanziamento illecito, accusa dichiarata prescritta dal Tribunale, dell'avvocato di Corrado Crialese condannato in primo grado per millantato credito e dell'ex ministro all'ambiente Altero Matteoli, deceduto dopo essere stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per lo stesso episodio di corruzione di 5, si sono svolte invece nel corso della precedente udienza, lo scorso maggio, dopo la requisitoria della pubblica accusa che fondamentalmente ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado con qualche ulteriore prescrizione. E oggi c'era un'audizione molto importante in commissione alla Camera, il ministro per il Sud Barbara Lezzi ha parlato di autonomia. Ad oggi purtroppo, prima di completare il lavoro con le valutazioni economiche e finanziarie di cui parlavo prima, non siamo in grado di definire quanto costa l'autonomia. E questo perché le bozze sinora circolate che ho avuto possibilità di leggere illustrano soltanto un quadro generale di intenti che... Il ministro del Sud Barbara Lezzi torna sull'autonomia durante l'audizione in Commissione parlamentare per le questioni regionali nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato, snocciolando articoli della Costituzione alla mano, modalità, materie, costi e criticità. Il ministro è partito da una premessa. Dall'applicazione dell'articolo 116 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale. Sul tema del regionalismo differenziato, ha proseguito il ministro del Sud, attore essenziale è proprio il Parlamento, come detto anche dalla collega Erika Stefani, con delega agli affari regionali. Come Ministro, in considerazione dell'importanza di questo tema, sto lavorando da diversi mesi per rispondere alle condivisibili richieste di alcune regioni del Paese, nell'assoluto rispetto del principio di solidarietà che tutte le regioni devono osservare. Sul tema del regionalismo differenziato, attore essenziale è proprio il Parlamento. Parlamento dunque con un ruolo centrale di indirizzo alle Camere nei confronti sia dell'esecutivo statale che dei governi regionali coinvolti nelle intese da sottoscrivere. Questo perché le richieste di autonomia previste nel contratto di governo devono essere accolte, senza però che questi rappresenti uno strumento per favorire alcune regioni a scapito di altre. Il completamento del suo iter non dovrà in alcun modo comportare un surplus fiscale trattenuto dal Nord. L'esibizione canora, diciamo dal basso ventre, definiamola così, è finita con un maxi risarcimento. Sentite questa. Niente a che vedere con questi giganteschi fiati di fantoziana memoria, ma è costato davvero molto caro a un ciclista maleducato l'eruttazione fatta a un pensionato per un mal parcheggio davanti a un bar di Vicenza. Una vicenda che risale a qualche anno fa, finita però sui banchi del Tribunale Berico. Un automobilista parcheggia male il suo veicolo e impedisce al ciclista, che ha agganciato il suo velocipede, di andarsene dal locale pubblico. L'automobilista, chiamato dagli astanti, esce per scusarsi e spostare l'auto, ma il ciclista non solo non accetta le scuse, inizia a inveire e finisce per prendere la testa dell'automobilista tra le mani e indirizzargli, a pochissima distanza dal viso, un'emissione puzzolente e rumorosa in uscita dalla bocca. Disgustato da tanta maleducazione, l'automobilista presenta denuncia. In questi giorni la sentenza. Il reato è stato depenalizzato, ma in sede civile il ciclista maleducato, iniziale vittima di uno sguaiato parcheggio, dovrà risarcire l'automobilista con 700 euro, spese legali a suo carico. Novità per la frana di Schiucaz, l'intervento con l'esplosivo dovrebbe essere venerdì. A mali estremi, estremi rimedi. Per la frana di Schiucaz si è presa una decisione irrevocabile. La terra in equilibrio precario verrà fatta saltare venerdì pomeriggio o sabato mattina da un'esplosione controllata, come comunica Veneto Strade. Da domenica dunque la frana di 6.000 metri cubi che incombe sulle 15 abitazioni del paesino non ci sarà più perché verrà fatta implodere.
Le 17 persone evacuate ormai dal 12 maggio scorso stanno intravedendo una speranza. Da allora i residenti hanno potuto tornare solo 2 volte nelle abitazioni per recuperare quello di cui necessitavano. Da un mese a questa parte la zona è transennata. Per attuare il piano verranno praticati 40 fori sulla roccia che poi saranno riempiti di dinamite. Da ieri mattina i tecnici di Veneto Strade hanno iniziato a creare i fori nelle zone sensibili. Nel frattempo sono stati posizionati 10 container con una maxi rete a protezione delle abitazioni. Stando ai calcoli effettuati dagli esperti, le case si dovrebbero salvare. Il programma potrebbe essere cambiato solo per colpa del meteo. Per oggi sono previste intense precipitazioni nella zona che potrebbero far cadere la roccia friabile, già in equilibrio precario dalle piogge incessanti di questa primavera. Ma anche in questo caso i lavori messi in atto da Veneto Strade negli ultimi 10 giorni intorno alla frana dovrebbero scongiurare altri problemi. Ci fermiamo pochi istanti e poi torniamo a parlare di alpini. Telegiornale del Veneto, torniamo in diretta. Domenica, sempre su Antena 3, c'è la sfilata, il raduno del Triveneto degli Alpini a Tolmezzo, ma è una mobilitazione totale della nostra emittente perché anche venerdì e sabato sera avremo 2 puntate speciali di Ring in collegamento da Tolmezzo. Viva gli alpini e viva le stelle alpine! Sarà una grande settimana all'insegna delle penne nere, come sempre su Antena 3. I giorni che ci accompagnano al raduno Triveneto degli Alpini a Tolmezzo questo weekend racconteranno i preparativi, le emozioni, i ricordi e gli incontri di un grande popolo propenso all'aiuto del prossimo. Ancora cappelli puliti, ancora file compatte, ancora bella gente. Un servizio dedicato alla scoperta della patria, dedicato alla scoperta dei principi del dovere, dell'onestà e della coerenza. Ogni giorno i telegiornali sveleranno il retroscena dell'organizzazione dalla voce dei nostri alpini, ma Antena 3 ha in serbo 2 grandi novità. Oltre alla diretta dell'intera sfilata domenica a partire dalle 9:30, venerdì e sabato sera infatti alle 21:15 andranno in scena 2 puntate speciali di Ring interamente dedicate al raduno Triveneto. Ospiti, servizi e collegamenti in diretta da Tolmezzo per seguire tutte le emozioni di questo weekend di festa e ritrovo. L'omaggio all'ossario e i frammenti di storia del Museo della Grande Guerra di Timau di Paluzza, ma anche reportage dai luoghi in cui si combatté tra i monti del Pal Piccolo e Pal Grande, o dove perse la vita la portatrice carnica, medaglia d'oro a valor militare, Maria Plozner-Mentil. Antenna 3 accenderà i riflettori sui primi arrivi, gli allestimenti, le cerimonie che precedono la sfilata di domenica, per non perdere il nostro appuntamento con la storia. Basket, la finale scudetto, inizia la grande con la Reyer che batte Sassari. Chi ben comincia è a metà dell'opera e i ragazzi di coach De Raffaele hanno iniziato alla grande la finale scudetto contro Sassari vincendo 72-70 al termine di una partita tiratissima ma molto equilibrata. Una vittoria importante, su questo credo che sia scontato. Abbiamo giocato una partita in 2 parti diverse, i primi 2 quarti siamo stati molto dentro al piano partita, credo non facendo mai canestro, tirando col 14% da 3 punti, ma obiettivamente una così a mente calda, tirando tanti tiri aperti che sono nelle nostre corde, forse ci portavamo dietro anche gara 5 con Cremona, o comunque queste ultime 10 partite eravamo un po' anche sotto ritmo su alcune situazioni difensive, nonostante il parziale l'abbiamo preso l'ultimo minuto e 40, l'ultimo minuto e 50, se no era 29 pari. Terzo e quarto abbiamo giocato con un'altra energia. Prima sconfitta dei playoff dunque per Sassari, che chiude una serie di 22 vittorie consecutive, ma per gli Orogranata la sfida è ancora tutta aperta. In prospettiva di gara 2 dobbiamo certamente mettere da parte questa vittoria, sistemare un po' di cose, perché ci sono un po' di cose da sistemare, la serie è molto lunga, però va bene innanzitutto aver iniziato in questo modo, però la serie è lunghissima. Resta il tempo di ricordarvi 20:10 questa sera insieme al sindaco di Treviso Mario Conte, che sarà nostro ospite. Oggi compie di fatto il suo primo anno di amministratore. È tutto, grazie per averci seguito, ora le previsioni meteo per le prossime ore.
ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo stabile e soleggiato, tuttavia non si esclude una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo in quali. Sul Veneto qualche nube in più sui rilievi dove saranno possibili anche dei piovaschi, specie durante le ore pomeridiane. Più soleggiato invece sui restanti settori. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime comprese invece tra 27 e 31 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà asciutto e stabile ovunque, con il sole che sarà protagonista su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno su tutte le province. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime oscillanti invece tra 27 e 31 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino con ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane invece avremo qualche pioggia a carattere sparso, ma in genere di debole intensità. Temperature minime sui 16 gradi, massime comprese tra 30 e 31 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.